Ecco, dunque questo era il video un po' riassuntivo del progetto. Adesso vi illustrerò sinteticamente, ma un po' più nel dettaglio, delle attività che stiamo svolgendo. Questa è la scheda di sintesi del progetto. Come potete vedere, il titolo Cherry riassume la frase Making Culture the number one ally for European Recovery, in quanto i temi che tratta sono fondati sul recupero post-pandemia. Le attività verranno distribuite in una durata di 4 anni più una fase di chiusura di un trimestre. I partner di progetto, come avete visto anche dal video, provengono da 8 paesi europei e sono in tutto 10, distinti in 9 partner di progetto veri e propri più una Associated Policy Authority. Ogni partner contribuisce al progetto mettendo in campo una politica, quindi il suo attuale strumento con il quale si occupa del tema di cultura e creatività. Vengono messe sul tavolo 9 politiche che coprono diverse sfaccettature del tema viste da diversi punti del territorio europeo, quindi. Al progetto è stato assegnato questo budget di circa 1.940.000 euro e nell'ambito della normativa della cooperazione territoriale europea è inquadrato nel quarto obiettivo strategico, quello di un'Europa più sociale e inclusiva. E nello specifico l'obiettivo di cui si occupa all'interno di questo obiettivo strategico è quello dedicato alla cultura e al turismo sostenibile. Il progetto ha preso le mosse dalla situazione in cui l'economia europea si è venuta a trovare dopo la pandemia, in particolare per quanto riguarda il settore appunto delle industrie culturali e creative. E le prolungate chiusure che sono state imposte hanno colpito particolarmente le attività di questo settore che si basavano sull'aggregazione e spesso questo è stato un duro colpo in quanto il settore, a parte pochissime eccezioni in cui ci sono delle realtà di grandi dimensioni, è composto soprattutto di piccole imprese o di liberi professionisti. Il progetto Cherry punta a migliorare le politiche locali rivolte alle imprese culturali e creative per creare quindi nuove opportunità di sviluppo per questo settore e più in generale per rendere cultura e creatività delle risorse prioritarie per la ripresa e lo sviluppo all'interno dell'Unione Europea. Fra le prime attività che sono state svolte nell'ambito del progetto ci sono state alcune indagini condotte dai partner di progetto a livello locale. La stessa indagine è stata svolta da ogni partner per capire come la pandemia ha influito sulla vita delle imprese. Tra i vari dati ricavati da questa indagine riporto solamente la risposta alla domanda qual è stato l'impatto della pandemia sull'andamento dell'attività. E come vedete l'impatto è stato negativo
anche se raramente è stato considerato devastante o ha portato alla chiusura dell'attività nella maggior parte dei casi. Per alcuni soggetti è stato indifferente e in alcuni casi particolari c'è stato addirittura un impatto positivo e noi possiamo immaginare che si tratti delle imprese che si sono occupate in questo periodo dell'interazione con il pubblico in modo virtuale, per esempio. Passata la pandemia sono state prese in considerazione le restrizioni imposte e la precarietà della situazione di molte imprese culturali e creative. E nonostante le difficoltà in cui si sono venute a trovare, è emersa l'importanza di queste imprese per il benessere collettivo e proprio grazie alla loro creatività diverse imprese hanno trovato il modo di entrare in contatto con il pubblico in modi nuovi. Ogni partner del progetto quindi punta a migliorare la propria politica dedicata alle imprese culturali e creative, con l'obiettivo di favorire la loro crescita e il loro contributo sinergico allo sviluppo locale. La ricerca che viene svolta per migliorare le politiche regionali è declinata in tre ambiti tematici. Il primo è dedicato alle imprese culturali e creative e la trasformazione urbana, in quanto queste imprese hanno dimostrato di avere grande potenzialità e possono agire da catalizzatori per coinvolgere le comunità e far emergere tendenze innovative. Il secondo tema è lo sviluppo economico locale, perché sostenendo le imprese del settore culturale e creativo è possibile indurre un effetto favorevole con ricadute anche sugli altri settori economici. Il terzo tema all'interno del progetto è la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. In questo caso la parola chiave è appunto valorizzazione perché l'esistenza del patrimonio naturale e culturale è sotto i nostri occhi, ma spesso c'è la necessità di studiare il modo migliore per attribuire un valore aggiunto a questo patrimonio, che può passare ad esempio per il coinvolgimento delle imprese e delle comunità locali. Per ognuno di questi tre ambiti, durante l'intera durata del progetto vengono svolte diverse attività. La maggior parte di esse si concentra in quella che viene chiamata core phase, che ovviamente è la fase principale, e dura 3 anni. Queste attività comprendono l'analisi delle situazioni specifiche di ogni partner, l'identificazione e la raccolta di quelle che vengono chiamate buone pratiche, gli incontri e le attività collettive per lo scambio di conoscenze e le azioni pilota. La fase di follow-up a seguire durerà un anno e sarà principalmente dedicata al monitoraggio dei primi effetti dei miglioramenti apportati alle politiche e alla valutazione della necessità di ulteriori aggiustamenti. Questo anno aggiuntivo inoltre consente ai progetti di continuare a monitorare i risultati delle attività di cooperazione e concludere il processo di scambio di esperienze tra i partner. E c'è poi un periodo di 3 mesi che è dedicato alla chiusura del progetto. In questo momento ci troviamo in una fase del progetto dedicato alla identificazione e raccolta delle buone pratiche, cioè quelle iniziative relative alle politiche di sviluppo regionale che hanno dimostrato di avere successo e soprattutto che altre regioni possono avere un interesse a replicare nel loro territorio. A livello locale, durante la fase principale, ogni partner del progetto si occupa di formare e riunire periodicamente un proprio gruppo di stakeholder con i quali discute le attività da svolgere e li coinvolge nella realizzazione di queste attività.
Possono essere previsti dei tour di studio locali che vengono organizzati per illustrare l'applicazione delle buone pratiche e per ognuno dei tre ambiti di progetto vengono organizzati dei laboratori tematici nei quali vengono invitati degli esperti esterni sul tema considerato per guidare il lavoro di analisi. Ehm, A livello transnazionale, durante la fase principale, per ognuno degli ambiti tematici viene formato un gruppo di lavoro, viene condotto un filone di attività peer-to-peer e viene organizzata una visita di studio transnazionale. In ognuno di questi gruppi di lavoro vengono portate le buone pratiche identificate localmente e vengono discussi ulteriori argomenti di formazione. Mentre nelle attività peer-to-peer, organizzate anche presso le sedi dei diversi partner, si favorisce lo scambio di nuove conoscenze e di metodi di lavoro e mediante le visite di studio transnazionali si dà la possibilità di approfondire la conoscenza diretta di alcune buone pratiche che vogliono essere illustrate ai partner. A livello trasversale, durante la durata del progetto, sono state previste alcune azioni pilota che di fatto sono delle sperimentazioni del trasferimento di alcune buone pratiche che sono state già individuate al momento della stesura del progetto. Durante la fase di follow-up, localmente vengono condotte delle indagini di valutazione per comprendere dettagliatamente l'impatto delle migliorie che sono state apportate alle politiche locali. Si continua anche in questa fase il confronto con gli stakeholder in modo da avere un loro riscontro diretto riguardo agli effetti delle modifiche introdotte e per ognuno dei tre ambiti di progetto vengono mantenuti i laboratori tematici, viene mantenuto l'uso di questi laboratori in modo da riuscire a dare una valutazione più organica di quanto realizzato durante la fase principale. A livello transnazionale, sempre nella fase di follow-up, vengono mantenuti i gruppi di lavoro tematici transnazionali con lo scopo di monitorare gli effetti delle azioni intraprese e vengono inoltre coinvolti gli stakeholder per valutare l'impatto delle migliorie introdotte e garantire che le azioni intraprese possano mantenere il loro valore nel tempo. E per ora è tutto, grazie.